Nei prossimi 15 anni, la crescita demografica, l'invecchiamento della popolazione e il cambiamento dei modelli di malattia porteranno ad un incremento della domanda di operatori sanitari ben formati. L'alto tasso di infortuni da sforzo, tuttavia, incide sulla carenza di questa categoria, esposta ai rischi ergonomici sul lavoro. Con l'obiettivo di contrastare questo fenomeno, nasce un innovativo progetto europeo che si propone di rivoluzionare l'assistenza sanitaria attraverso l'utilizzo di robot. Immaginate macchine capaci di svolgere compiti ripetitivi e delicati, come la consegna di materiale o il supporto al personale medico, migliorando così l'efficienza e riducendo lo stress fisico sui lavoratori. Innovazione robotica e intelligenza artificiale sono alla base di questo progetto di cui ci occuperemo nella puntata di oggi. Proprio come film e serie TV ci proiettano in un futuro in cui i robot saranno parte integrante della nostra vita quotidiana, così oggi questa rivoluzione è sempre più proiettata nel nostro presente grazie ad esperti come Fabio Ruggero, professore di robotica presso l'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore. Salve, grazie per avermi invitato. Vorrei partire spiegando il concetto di manipolazione mobile assistita, che sembra apparentemente un concetto difficile, ma ci aiuta a capire l'interazione tra i robot e il mondo che li circonda. Certo, manipolare un oggetto vuol dire cambiare la sua posizione, il suo orientamento. A tal fine noi ci avvaliamo di cosiddetti bracci robotici e di appositi organi terminali, come ad esempio pinze o mani robotiche antropomorfe. Per poter aumentare questo spazio di lavoro possiamo pensare di dotare il braccio robotico di basi mobili, come ad esempio robot su gambe, robot su ruote. Grazie alla sua sensoristica, grazie all'implementazione degli algoritmi di controllo e di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere l'ambiente circostante e adattare il suo comportamento ad esso in tempo reale. Possibili applicazioni sono in logistica ospedaliera oppure anche per compiti di assistenza domestica. Quali possibilità realistiche esistono per adattare questi robot alle diverse esigenze dei reparti sanitari dove vengono applicati? Noi in particolare ci siamo occupati di compiti quale all'interno degli ospedali di trasportare fra vari laboratori i medicinali su di un vassoio, oppure all'interno di un laboratorio poter manipolare assieme con l'operatore sanitario provette, fialette sul banco di lavoro. Quindi abbiamo implementato un ecosistema tale che ci possa essere la convivenza sicura fra robot e operatore. In questo modo gli operatori sanitari si possono sganciare da lavori di routine e possono dedicarsi di più alla cura del paziente. Il progetto prevede l'integrazione dei robot con i sistemi esistenti negli ospedali. Come si coordinano i robot con le infrastrutture informatiche e logistiche già in uso? Questa integrazione comporta modifiche significative ai processi attuali o possono essere implementate in modo relativamente fluido? Il progetto Harmony prevede che i robot si integrano con le strutture informatiche e logistiche già presenti negli ospedali. Attualmente i sistemi esistenti sono delle sorte di isole automatizzate, spesso limitate nella portata e rigide rispetto a cambiamenti nelle richieste. Noi invece vogliamo programmare facilmente i nostri robot affinché si adattino a tutte le circostanze esterne, quindi possono riconoscere pazienti, possono riconoscere operatori sanitari, sono in grado di interagire con loro. Grazie anche alla conoscenza della mappa dell'ambiente, sono anche in grado di autonomamente poter prendere l'ascensore qualora il compito di navigazione necessitassero spostarsi fra diversi piani. Professore, parliamo di impatto sociale. Come pensa che l'integrazione di questa tecnologia influenzerà la nostra società nei prossimi anni? Il settore sanitario ha gravi carenze e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato questa tendenza preoccupante, soprattutto in Europa. Uno dei principali fattori è anche l'alto tasso di infortuni sul lavoro, dovuto a rischi ergonomici, a procedure di routine, a lavori troppo onerosi dal punto di vista degli sforzi fisici. I manipolatori robotici che stiamo sviluppando hanno il potenziale per diventare la tecnologia abilitante in questi contesti ed anche economicamente vantaggiosa per poter assistere il personale sanitario.
demandare ai robot i compiti di routine alienanti è un vantaggio, perché così gli operatori sanitari possono sganciarsi da queste situazioni scomode e stressanti, possono migliorare la loro efficienza nel lavoro e dedicarsi a quello per cui sono stati assunti, ossia l'assistenza ai pazienti, ed è lì che possono fare la differenza. Grazie mille professore per aver condiviso con noi queste affascinanti informazioni. È stato davvero un piacere esplorare insieme il futuro dell'intelligenza artificiale e della robotica. E buon lavoro! Grazie mille ancora per l'invito, a presto.